Vediamo se... Ok, vedete questa manina che c'è lì? Proviamo a metterla così. Mettiamone una sola. C'ho il microfono, aiuto. Ok. E adesso dovete fare questo lavoro qui. Battere sullo sterno mentre cantate. Proviamo, via. Ok. La cosa difficile è che non dovete fare che va su e giù la nota, ma dovete rimanere fermi sul re. Proviamo. Ok. Vi avevo detto che vi viene da ridere, vero? Sentite che c'è qualcosa che succede nel nostro organo che si chiama laringe. Laringsus, ne credo Gaia. Che la laringe balla. Perplesce. Ok, mettete una mano sotto qui. Dove deglutite quando mangiate. Che pogirate cada rieste. Sentite un po'. Provate. Yes. Perfetto. Ancora più forte. Perfetto. E adesso sentiamo il suono come viene adesso. Provate. Cantate normale. Yes. Super. Yes. Adesso abbiamo un altro bel posto, e questo l'abbiamo già fatto, vediamo, andiamo giù, ecco, poi le questo mi sa che sono io. Allora, dov'è il diaframma? Se lo chiedo ai cantanti e alla maestra cantante. Il diaframma sappiamo tutti dov'è, giusto? Prepona. Vediamo chi è. Dove sarà il diaframma? È una sorta di membrana. Provate a mettere le mani così. Se noi facciamo proviamo a fare yes. Ok, ci sono dei muscoli qua, dei muscoli che fanno ballare il diaframma. Però prima lo facciamo così. Okay, mettete la mano così. Wow, perfetto. Sentite che balla tanto adesso la... Yes. Sentite che il suono diventa più forte da solo. Provate ancora. E adesso sentiamo il suono normale, sentiamo se c'è un beneficio in questo. Ok, ma abbiamo anche il 50% del corpo dietro. Dai, mamo, c'è polovizzo, c'è 58. Ok, vi faccio vedere. Qui il diaframma è attaccato anche dietro. Imamo prepono, che è nella spina dorsale il diaframma è attaccato. Yes. Ok, e si fa. Yes. Perfetto, bravi. Good. Sentiamo adesso come siete. Facciamo un bel re maggiore, maestro. Fantastico. Adesso proviamo a cantare con Radost, col vostro. Radost. Via, via, via. Grazie. Quando c'è l'estate nelle campagne venete, ma in tutte le campagne,
Poleti sentono? se sliši veliko škržatov. Si sentono soprattutto nell'Italia meridionale, che c'è molto caldo, Predvsem tam, kjer je zelo toplo, v južni Italiji. e nell'Italia meridionale c'erano tutte le città dell'antica Grecia, In tam so bila vsa mesta stare Grčije. e Platone, che è un filosofo importantissimo, In Platon, zelo važen filozof, inventa il mito delle cicale. se je izmislil mit o škržatih. E dice che le cicale sono i resti degli uomini che cantano sempre. In pravi, da so škržati ostanki ljudi, ki vedno pojejo. È un mito, un racconto. Je legenda, ki je Ok, ma il suono delle cicale è sh, 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 sh. Provate a fare la sh. Tra poco mi viene caldo, eh? Ok, abbiamo fatto un'analisi di che frequenze sono queste e vanno dai 4200 ai 4500 Hz. Quindi praticamente sono frequenze acutissime perché è un rumore. je v bistvu en ropot in so zelo visoke frekvence, od 4200 do 4500, Che il nostro cervello non concepisce come delle note. pri katerih jih naše možgani ne prepoznajo kot višino, kot note, Ma come un suono complesso, ma kot kompleksni zvok, un rumore. ki je ropot. Allora, questo gruppo qua fa via. Tastati. Cioè, loro che sono più grandi fanno la duina. Ok, questo rumore qua sveglia un po'. Vediamo adesso se mi fate un suono. Facciamo il fa diesis, che è l'inizio. Provate a fare una provi. Allora, se fate così vicino alle orecchie, insegnano anche ai maestri, anche ai genitori se vogliono. Carino, se dovete tornare. Sentite? Questo rumore è il rumore delle frequenze alte. Proviamo. Provate a cantare. Proviamo a fare cantare un attimo con questo rumore qua. Cosa dite? Fatelo così. È un esperimento assoluto. Je poskus. Proviamo a cantare Radost. Pronti? Dacci il fa di via. Questa volta sia noi maestri ma anche il pianoforte abbiamo detto ma questo tempo che è molto meno ritmico di prima, giusto? È dovuto alla stimolazione di queste frequenze. Cioè il tempo si è adagiato su un altro tipo di situazione. S temi visokimi frekvencami se je v bistvu hitrost izvajanja, tempo, zelo upočasnil. Quindi la vostra voce in qualche modo è più collegata con orecchio-laringe. To se pravi, da je naš glas zelo povezan z ušesom. Io la chiamo la Y. Fate così, le orecchie sono qua, la laringe è qua, tac, tac, la Y. To je Y, Yes. ušesa, larynx. Quello che produce questo organo è anche sentito dall'orecchio. Ciò che sente l'orecchio viene buttato dentro la laringe. Quindi do... Larynxa v uho, iz ušesa v larynx.
Avete fatto una cosa un po' sperimentale. Poskusno.